Lo sviluppo del settore giovanile tra qualità della proposta educativa e promozione della pratica calcistica nel territorio è il tema del convegno che l'AIAC, l'Associazione Allenatori del Veneto Orientale, insieme al Comune di Sastino ha organizzato al Teatro Romano Pascutto. Questa sera si parla di settori giovanili. L'impegno da parte del Comitato nei settori giovanili, quali sono le linee guida che state portando avanti? Ma le linee guida sono importanti, sono portate avanti da anni, in quanto io fino al 1° dicembre ero coordinatore del settore giovanile e sono tuttora coordinatore del settore giovanile. Quindi la linea guida è il rispetto delle regole, invitare i ragazzi a comportarsi bene in campo, a confrontarsi con gli altri con lealtà, rispettare avversari, arbitri. È difficile, è molto difficile, lo dirò anche dopo, perché non tutti sanno cosa vuol dire il fair play, oppure il fair play è solo un termine abusato di cui tutti si riempiono la bocca, ma che poi praticamente pochi rispettano. Parleremo sia di tecnica calcistica e non solo, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione delle varie società che operano appunto in questo settore. I settori giovanili di oggi continuano a sfornare campioncini? Ma le voci sono queste, devo dire che siamo ancora lontano in quanto si investe a mio parere ancora poco sul settore giovanile, poi dipende anche come si investe. Io penso che in un momento difficile economico come il nostro paese, penso che la cosa migliore è prodursi i propri giocatori in casa, insomma. Un'occasione importante di formazione per gli allenatori del Veneto Orientale che hanno assistito ad una serie di relazioni tecniche sul mondo del calcio, su come si allenano i settori giovanili, ma anche l'occasione per fare una serie di premiazioni. In particolare sono stati consegnati dei riconoscimenti a Franco Formentin, presidente del Sastino e per tanti anni dirigente della locale squadra di calcio, ed è stato premiato anche la Salute Calcio, formazione dell'omonima frazione di Sastino di Livenza, che l'anno scorso ha vinto il campionato e quest'anno milita in prima categoria. Sicuramente questa sera c'è l'occasione per dare gli attestati di merito a chi o da tanti anni sta seminando e lavorando per il calcio sastino, per le tante associazioni sportive del territorio, o chi in questi anni ha particolarmente raggiunto dei risultati importanti. Penso all'AS La Salute l'anno scorso, al suo allenatore Nicola Gallo, e quindi credo che siano anche queste occasioni importanti per dare merito e mettere in lustro anche quelle che sono le capacità e la forza calcistica che ha questo territorio. Un premio particolare anche all'allenatore della Salute Nicola Gallo, adesso quest'anno allo Jesolo, e un premio, un riconoscimento alla carriera a Giannino Biasotto, che per tanti anni ha ricoperto la figura di segretario e punto di riferimento della categoria degli allenatori nel Veneto Orientale.